Allora, rieccoci, prima di affrontare poi l'ultima questione che riguarderà anche le altre bufale, diamo una risposta alla signora per dare magari Sì. un aiuto. Sì, intanto è importante, se ha avuto un parere negativo dalla Commissione o comunque non gli ha riconosciuto un grado di non autosufficienza elevato, può rivolgersi anche qua al nostro patronato. Noi abbiamo medici competenti che analizzano le valutazioni delle commissioni ed eventualmente si può anche fare ricorso, insomma, ecco. Poi rispetto alla situazione, faceva riferimento alle strutture residenziali, no? Dove di fatto gli ospiti non sono seguiti così adeguatamente, lo sappiamo bene, abbiamo veramente ben chiaro cosa... Avete tentato degli interventi anche, però è tutto sì, relativo. Ecco, io faccio un po' di pubblicità alla nostra rivista Liberetà, che proprio questo mese uscirà con un servizio proprio su queste strutture, sulle strutture residenziali per anziani, in cui c'è una denuncia chiara di una ospite che insomma ha vissuto e lo ha scritto e ha vissuto delle esperienze davvero negative che non vorremmo nessuno l'importante è forse anche questo, è denunciare anche queste cose, giustamente sì. Dirle, parlarne, perché poi chi può farlo raccoglie queste cose, poi apre dei tavoli di trattativa, di discussione. Se non se ne parla, resta tutto nel silenzio, poi le cose non fanno altro che peggiorare oppure restano quiescenti. Questo un po' trasversalmente in tutti gli ambiti, in tutte le questioni. Leggiamo l'ultimo messaggio e poi andiamo subito alle altre bufale con le nostre slide, che era arrivato, io ho letto soltanto che era da Verona. Vediamo un attimo se ce lo rimetti in onda la regia rapidamente. Sì, no, ma ho letto. Ha letto, sì, allora posto. Sì, no, Eccolo qua. Sentendo le promesse di tutti gli iscriventi politici e pensionati, si prospetterà un futuro ricco di agevolazioni, sconti e aumenti di pensione. Viva la politica e i pensionati, Gianni da Verona. Sì, spiritoso, il nostro ascoltatore, è evidente. Voi sareste felici. Lo dicevo anche prima, no, che questa campagna elettorale si sta caratterizzando per iperboliche promesse. Noi siamo molto più realisti e diciamo che vogliamo vederli sui fatti, assolutamente. Sui fatti, perché poi promettere si fa presto, poi bisogna mantenere. Tenete presente che molte di queste promesse vengono da persone che hanno governato molti anni in questo paese e che non è che hanno fatto le cose che adesso promettono, anzi hanno fatto l'esatto contrario. Noi. Allora, torniamo sulle bufale, torniamo sull'altra slide, perché l'altra che è venuta fuori che ha allarmato tutti, bollette e aumenti. E voi cosa avete detto? Cosa dite al riguardo? Sì, qui il tema è, diciamo, anche qui un po' complicato, e diciamo che qui era uscita la notizia che i morosi, cioè le persone che non pagano le bollette, quindi che finiscono in morosità, l'onere di questa morosità veniva pagata da tutti gli altri utenti, e che questo onere sarebbe stato di un incremento di 35 euro sulla bolletta. E qui la cosa è, diciamo, bisogna capire bene di cosa stiamo parlando. Qui stiamo parlando di un'azienda che fa trading, che vende energia elettrica, sì, adesso nel mercato libero, che lo vende alle aziende, non ai privati, che è fallita. Ovviamente ha lasciato vediamo anche le altre slide successive. Ha lasciato un buco molto consistente, e l'autorità per l'energia, per la regolazione e per l'energia, le reti e ambiente, decide di caricare i costi, una parte di questi costi, circa 200 milioni di euro, sulla quella parte della bolletta che si chiama oneri di sistema, cioè quindi si carica sugli oneri di sistema. Allora, questa cosa qui è una cosa che non va bene e va denunciata, e non va bene. Diciamo che l'impatto sulle bollette comunque è di circa 2 euro all'anno.
Sì, no, però è una questione di principio. Ed è in prospettiva. Noi comunque invitiamo tutti a inviare mail, segnalazioni alla Federconsumatori Veneto, che è una struttura anche vicina alla CGIL, alla nostra organizzazione, perché stiamo facendo un'operazione di lobbying, perché il problema qui è che bisogna togliere gli oneri di sistema dal calcolo sulle bollette, perché è assurdo che io spendo 10 euro per l'energia elettrica, ne spendo 10 per gli oneri di sistema, poi su queste due cifre ci metto l'IVA e ci pago l'IRPEF. Assolutamente. Questa cosa qui non va bene e bisogna cambiarla. In corsa velocissimi, ultima slide, canone RAI e agevolazioni. I cittadini over 75 hanno diritto all'esenzione canone TV se in presenza di specifici requisiti di legge. Sì, qui non siamo in presenza di una bufala, anche se è stata trattata come una bufala, ma qui il problema è che noi sappiamo che il canone RAI è stato deciso dal governo precedente di trasferirlo sulle bollette elettriche. Ci sono delle situazioni, soprattutto per le persone a minor reddito, che sono esentate dal pagamento del canone. Quali sono queste persone? Sono le persone che hanno un limite di reddito a 8.000 euro e in precedenza questo limite era 6.718 euro. Quindi si è alzata questa soglia, quindi è un vantaggio. Certo. Ma qual è il punto? Che, e questo è quello che noi invitiamo le persone a controllare, che noi stiamo registrando che in realtà che poi si sono attivate per avere l'esenzione del canone, sono poche Quindi le dovete persone. attivarvi. Quindi Termini, ultima slide. se avete questa condizione, redditi fino a 8.000 euro e 75 anni di età anagrafica, attivati, potete avere l'esenzione. Bisogna andare a compilare un modulo in un ufficio comunale e farsi, diciamo, esonerare dal pagamento del canone. Perfetto. Se non lo fate, ovviamente perdete diritto. 30 a aprile 2018, prima data utile per chi intende presentare l'esenzione del pagamento del canone TV del 2018. 31 luglio 2018, ulteriore scadenza per chi usufruisce della suddetta esenzione a partire solo dal secondo semestre. Attenzione, i termini sono molto stretti, quindi approfittatene. Per tutto questo, naturalmente, fate le vostre segnalazioni, chiamate le sedi dello SPCGIL, informatevi presso i patronati, potete anche avere dei diritti a cui non avete avuto accesso, perché tutto va richiesto nel nostro paese. E grazie della collaborazione dello SPCGIL del Veneto, dei nostri esperti, come sempre a voi di aver partecipato e di averci seguito, altrimenti scrivete anche a noi gireremo le vostre mail con il vostro numero di telefonico ai responsabili per darvi le risposte. Buon proseguimento.